Salario, diritti, dignità, contratto subito. Sono le richieste che i lavoratori metalmeccanici, a Genova come nel resto d'Italia, fanno al governo. Per ribadirle e per chiedere la riapertura delle trattative per il rinnovo del contratto, nel capoluogo ligure sono scesi in sciopero. In Liguria la manifestazione regionale, promossa da FIOM, FIM e UILM, ha avuto come punto di concentramento Cornigliano, dove si sono riuniti i lavoratori delle grandi fabbriche genovesi, delle piccole e medie imprese della metalmeccanica e le delegazioni arrivate anche dalla Spezia e da Savona, che in corteo hanno raggiunto la prefettura. La speranza è che Federmeccanica capisca che sta bloccando non solo tenendo in ostaggio 1,5 milioni di lavoratori, ma sta rallentando e creando grossi problemi a tutto il manifatturiero italiano, perché senza contratto le aziende si fermano e senza contratto il paese si ferma. A Genova sono in agitazione con cortei anche i sindacati di base che si sono ritrovati al varco portuale di San Benigno per protestare anche contro il riarmo e la legge sulla sicurezza. Sul fronte trasporti, l'agitazione iniziata ieri sera in tutta Italia sta creando disagi anche se sono garantiti i treni e gli autobus nelle fasce protette. Davanti a Palazzo Tursi, poi, sede del comune, anche lo sciopero dei servizi educativi della fascia 0-6 anni. Trovare soluzioni legate all'atavica carenza di organico e soprattutto per cercare di ottenere quelle risorse che siano sufficienti per dare alla cittadinanza un servizio degno di questo nome. Siamo oggi arrivati alla giornata di sciopero, quasi tutte le scuole stamattina sono chiuse, c'è stata una risposta importante, questi sono i segnali che riceviamo dal territorio. Il vaso era evidentemente colmo perché tutto il personale afferente al servizio 06 ormai da tempo lavora in condizioni non più sopportabili. Servono risposte, servono risorse e questa nuova giunta deve immaginare di investire risorse sui servizi sociali e di farlo nel minor tempo possibile.